Il borseggio in vaporetto della ministra della cultura del Brasile la scorsa settimana a Venezia è solo l'ultimo degli episodi che stanno mettendo in evidenza i problemi della legge Cartabia di riforma della giustizia, problemi che stanno preoccupando soprattutto gli operatori del turismo, prima voce dell'economia veneta, visto che sono proprio i turisti stranieri coloro che facilmente non riescono a presentare querela perché magari in partenza e poi a presenziare al processo. Questo finisce per rendere la vita facile ai delinquenti, spesso vanificando il lavoro delle forze dell'ordine. Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, si è appellato al ministro Nordio, che così risponde. Il primo atto del nostro governo, è proprio praticamente nella prima udienza del Consiglio dei Ministri dove ero presente io, è stato di presentare la modifica di questa riforma che aveva prodotto queste situazioni abbastanza paradossali. Poi si tratta di intervenire su alcune forme del codice di procedura penale che non possono essere rimodulate con un semplice decreto legge, ma richiedono una revisione più totale. Altro fronte che vede impegnato il Ministero della Giustizia è quello fortemente caldeggiato dai sindaci dell'ANCI della deresponsabilizzazione penale dei pubblici amministratori. Cioè per la limitazione delle indagini penali nei loro confronti attraverso la rimodulazione dei reati che li riguardano. È vero peraltro che la professione di sindaco e di pubblico amministratore in genere è molto mal retribuita e rispetto ai rischi che fa correre a chi la ricopre dovrebbe essere completamente rivista.